Ed eccoci qua nello spazio dello SPCGL, però questa volta è spazio invece del CAF CGL Nord-Est. Perché? Perché è necessario, come nella puntata precedente, parlare di alcune novità rilevanti. Abbiamo parlato delle modifiche IRPEF e delle cosa aspettarvi sostanzialmente nelle puntate precedenti. Adesso con Sandra Rodella, responsabile fiscale CAF CGL Nord-Est, ben ritornata qui con noi. Grazie. Parliamo dell'assegno unico universale per i figli e lo facciamo anche perché è bene ricordare delle scadenze, ma insomma inquadriamolo bene, facciamo capire che cosa cambia, cosa aspettarsi, quali sono i vantaggi, cosa è doveroso fare per poterlo poi incassare, perché ci sono persone che non sono bene al corrente di tutto. Cos'è questo assegno unico? Allora, questo assegno unico è un beneficio economico che viene riconosciuto alle famiglie che hanno figli minori a carico, quindi infatti si chiama assegno unico universale per figli. Parliamo di figli a carico fiscalmente che vanno fino al 21° anno di età, quindi viene concesso a tutte le famiglie che hanno figli minori di 21 anni e che sono fiscalmente a carico. Cosa vuol dire fiscalmente a carico? Vuol dire che non hanno o che hanno redditi inferiori ai 4.000 euro. Mentre invece quando parliamo di figli disabili, per i figli disabili a carico non c'è limiti di età, quindi questo sarà concesso indipendentemente dall'età. Quindi 21 anni di età a prescindere dal fatto che facciano o non facciano l'università, sì. se sono a carico basta. Devono essere a carico fiscalmente, quindi non devono avere redditi superiori ai 4.000 euro. Va bene, i ragazzi. Questo assegno entra a regime dal 1° marzo 2022, perché per gennaio e febbraio 2022 rimangono le vecchie norme, quindi si hanno diritto al vecchio assegno familiare e alle detrazioni per figli a carico che si andava a richiedere direttamente con quel modulino al datore di lavoro e che poi venivano riconosciute in busta paga oppure sulla pensione. L'AUF, questo assegno invece, va a sostituire dal 1° di gennaio alcune cose e dal 1° di marzo altre. Questo assegno va a sostituire quello che era il bonus bebè, il bonus mamma domani, il premio per la natalità, gli assegni familiari così come li abbiamo sempre percepiti nel passato e intesi nel passato, l'assegno che veniva dato alle famiglie numerose, quindi a coloro che avevano più di 3 figli, questo quindi sostituisce, cioè quindi questo assegno sostituisce tutte queste cose che vi ho appena detto. Cosa succede? Come deve essere dato? Un attimo allora, solo, scusi un secondo, solo una cosa. 21 anni di età compiuti quando? Compiuti nell'anno di riferimento, cioè fino al compimento del 21° anno di età, l'AUF gli viene concesso, fino al compimento dell'anno. Ok, perfetto. Quindi se uno li compie a gennaio, fino a gennaio. Fino al compimento del 21° anno di età. Poi invece cosa succede? Se una persona ha un figlio a carico, e questo perché come il ragazzo è studente, fa l'università, rimangono le vecchie detrazioni per familiari a carico. Cioè l'AUF, come dicevo, prende dentro anche le detrazioni che prima avevamo per i figli a carico e che venivano erogate attraverso il datore di lavoro, perché venivano conteggiate all'interno della busta paga. Le detrazioni per familiari a carico, per figli a carico, rimangono con il vecchio sistema soltanto per i figli che hanno più di 21 anni, per il coniuge a carico e per gli altri familiari. Ma per i figli fino a 21 anni l'AUF sostituisce completamente qualsiasi altro tipo di trattamento e di beneficio. Per entrambi i componenti della famiglia, questo, entrambi i coniugi, e bisogna essere coniugi o anche coppia di fatto, genitori? Allora, lì viene erogato, la persona che ne fa richiesta
può fare richiesta per sé e nella domanda deve presentare una domanda prima di tutto. Nella domanda si andrà a specificare per chi viene chiesto il trattamento AUF e qual è la percentuale che viene richiesta, 50 o il 100%. Allora, facciamo prima l'esempio di due genitori coniugati. La domanda che da gennaio è possibile presentare la può presentare indipendentemente uno dei due. Poi nella domanda andrà a scrivere se vuole che venga elargito il 100% oppure che venga elargito il 50% ad ognuno. In questa domanda va anche indicato qual è l'IBAN, perché non sarà più pagato all'interno della busta paga come eravamo abituati prima con gli assegni, ma viene indicato nella domanda l'IBAN e quindi il pagamento avverrà attraverso l'INPS, quindi è l'INPS che eroga il trattamento e lo erogherà mensilmente da marzo fino a, perché la domanda vale da marzo dell'anno in corso fino a febbraio dell'anno successivo, quindi sarà erogato mensilmente. Da quello che l'INPS dice probabilmente verrà erogato a fine mese come già fa per il reddito di cittadinanza. La domanda deve essere presentata, la domanda può essere presentata già oggi. Se la domanda viene presentata entro giugno, alla persona saranno riconosciuti per i figli tutti gli arretrati a partire da marzo. Se la domanda viene presentata invece a partire da luglio, il beneficio decorre dal mese successivo, quindi perde tutti gli arretrati. Quindi facciamo presente questa cosa e diciamo meglio presentare la domanda entro il 30 di giugno, onde evitare poi di avere dei mesi che non vengono pagati. E non verranno mai pagati? E non verranno mai pagati perché ad oggi gli arretrati non sono previsti. Chiaro. Allora, io vorrei tornare sulla slide che così riprendiamo i punti di cui in parte lei ha già parlato. A quali famiglie spetta? Famiglie anche di fatto, lei mi conferma questo, quindi non solo famiglie... Sì. Perfetto. Per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati, questa a decorrere dal settimo mese. Per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza, cioè quando una persona è incinta, a partire dal settimo mese ha diritto all'AUF. Non è che può fare domanda subito, però questo lo dico perché ci sono già persone che sono al settimo mese di gravidanza e vengono per fare la domanda. Non è possibile perché serve il codice fiscale del bambino, quindi la domanda si farà quando il bambino è nato e c'è il codice fiscale, ma la decorrenza sarà a partire dal settimo mese di gravidanza, però va presentata dopo che il bambino è già nato. Ah, chiaro. No, giustamente il codice fiscale uno non ci pensa. Perché in questi giorni vengono, perché insomma dicono ma ho letto che posso fare domanda a partire dal settimo mese. Sì, decorre dal settimo mese, però finché non abbiamo il codice fiscale è impossibile presentarla. Poi abbiamo detto che per ogni figlio disabile invece non c'è limite di età. Chiaro. Per ogni figlio maggiorenne, abbiamo detto, a carico fino al compimento del 21° anno. Però devono ricorrere anche delle condizioni, perché se un figlio è maggiorenne, per poter avere diritto all'AUF, allora, oltre che deve essere a carico, questo deve essere studente, cioè deve frequentare un corso di laurea, un corso di scuola professionale, oppure può fare potrebbe essere un tirocinante che ha un reddito inferiore a 8.000 euro annui, oppure deve essere disoccupato e iscritto alle liste del centro per l'impiego, oppure potrebbe fare il servizio civile. Queste condizioni, basta che ne abbia una di queste condizioni, non è che devono coesistere tutte, cioè deve essere in una di queste condizioni. Quindi il nulla facente, un figlio nulla facente o che si è preso l'anno sabbatico, no. Anche no. No, se è maggiorenne no. Se è maggiorenne no. È un modo per incentivare le persone, insomma, a darsi da fare. Deve proprio risultare disoccupato e per essere disoccupato tu devi essere iscritto al centro per l'impiego e devi dimostrare che sei iscritto al centro per l'impiego.
oppure devi dimostrare che sei studente o che stai facendo servizio civile, insomma. Certo, e comunque vive a carico della famiglia. L'importo, come si viene determinato? Allora, l'importo varia al variare. Allora, intanto l'AUF è legato all'ISEE, quindi all'indicatore della situazione economica. Come già abbiamo detto nel patto, ormai tutti sanno, l'ISEE misura la ricchezza della famiglia, quindi o la povertà della famiglia, insomma. Diciamo che l'AUF è formato da due parti, da una parte fissa e da una parte variabile. Da una parte fissa che rimane costante indipendentemente dall'ISEE e che viene elargita anche se l'ISEE non viene presentato e anche se l'ISEE supera i 40.000 euro, perché il tetto massimo di ISEE previsto sono 40.000 euro. Parliamo di ISEE, non di reddito, lo ribadisco perché spesso la gente confonde l'ISEE con il reddito, quindi 40.000 euro di ISEE. Nell'ISEE rientrano le case, gli immobili, qualsiasi investimenti, i conti in banca, certo. tutte queste belle cose qua, giusto? Sì, certo, cioè, di tutti i componenti la famiglia, quindi del papà, della mamma, dei figli, di tutta la famiglia anagrafica. Quindi come dicevo, c'è una parte fissa che sono 50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli che sono maggiorenni. Indipendentemente, abbiamo detto, dall'ISEE. Questi vengono riconosciuti a tutti coloro che presenteranno la domanda. Presenti invece l'ISEE, puoi arrivare da un massimo di 175 euro per ogni figlio, per ogni figlio. Diciamo che i 175 euro da calcoli fatti ce li avranno chi avrà un ISEE che si aggira attorno ai 15.000 euro. Però per un figlio puoi andare da 50, che è il minimo previsto senza ISEE, ad un massimo di 175 euro mensili. Poi ci sono degli aggiustamenti se tu hai il secondo figlio, se ne hai tre, se hai un disabile, se la mamma è minorenne, se entrambi i genitori lavorano, quindi ci sono delle altre componenti delle maggiorazioni che devono essere considerate e che vanno quindi ad aggiungersi a questo. Ecco, diceva che c'è quindi 25 euro comunque a prescindere mensili a tutti, anche se uno non presenta l'ISEE. Sì, 50 e 25, a seconda che sia maggiorenne o minorenne, indipendentemente che presenti o non presenti l'ISEE. Devo dire che questo è una cosa che ha destato un po' di stupore, nel senso, gli assegni familiari, come venivano pagati prima, erano pagati in base al reddito e quando il reddito aumentava diminuivano e qualcuno non li ha neanche mai presi perché andava fuori. Adesso invece hanno fatto questa parte fissa che deve essere data a tutti, perché che uno abbia grandi conti correnti, grandi patrimoni e sia molto ricco, se fa la domanda ha diritto comunque a 50 euro per ogni figlio minorenne mensile. Che non, insomma, avendo magari una delle buone entrate, avrebbe potuto farne a meno. Ecco, la parte base secondo noi non avrebbe dovuto esserci. Questo senza dubbio. Allora, l'hai legato all'ISEE, questa cosa non ci doveva essere. Poi sempre stando ai nostri schemi, giusto per mettere i puntini sulle i, abbiamo visto l'importo, questi sono gli importi, ricordateveli bene. L'assegno unico universale sostituisce quindi dal 1° gennaio 2022, lei lo diceva bene, il bonus bebè, il bonus mamma domani, il fondo di sostegno alla natalità, che non esistono più, quindi dal 1° gennaio 2022 non ci sono più perché sono dentro a questo assegno universale, e dal 1° marzo l'assegno dei comuni per nuclei familiari con almeno 3 figli minori, l'assegno temporaneo per figli minori. L'assegno temporaneo era perché ricordo che l'assegno, l'AUF, mentre precedentemente gli assegni familiari erano riconosciuti soltanto ai lavoratori dipendenti, l'AUF invece è riconosciuto a tutti, anche ai lavoratori autonomi.
e già dall'anno scorso a luglio si è cominciato a sperimentarlo attraverso l'assegno temporaneo per figli minori e hanno potuto richiedere questo assegno tutti coloro che non beneficiavano degli assegni familiari normali. Quindi adesso che l'AUF c'è per tutti viene meno questo assegno temporaneo, così come le detrazioni fiscali per figli a carico, di cui parlavamo prima. Abbiamo detto che per tutti i figli inferiori ai 21 anni a carico non si avranno più le detrazioni fiscali in busta paga, ma le detrazioni sono sostituite da questo assegno unico universale. Chiaro. Qui dice le detrazioni fiscali per i figli, quindi dal 1° marzo vengono tolte, assegno dei comuni per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, cioè? Minori. Allora, chi aveva 3 figli minori fino ad oggi, diciamo, perché non siamo ancora al 1° marzo, era possibile chiedere, era sempre legato all'ISEE, era possibile chiedere questo bonus, questo trattamento economico che veniva erogato se tu avevi un ISEE entro un certo importo e che ti veniva dato annualmente finché i figli non erano maggiorenni. Naturalmente questo invece adesso non ci sarà più perché entra dentro all'AUF, quindi non c'è più la possibilità di richiedere questo bonus a queste famiglie. Poi l'assegno per il nucleo familiare per nuclei familiari con figli e orfanili, cioè? Sarebbe l'assegno richiesto fino ad oggi. Noi fino ad oggi come si richiedevano gli assegni familiari? Si doveva fare la domanda entro luglio di ogni anno ed era efficace fino a giugno dell'anno successivo. Era legato al reddito, quindi chi aveva figli minori doveva presentare domanda. Questa domanda veniva poi inviata all'INPS, però il trattamento dell'assegno veniva erogato in busta paga attraverso il datore di lavoro. Questo assegno non si richiede più perché adesso viene richiesto l'AUF direttamente all'INPS ed è l'INPS che andrà a calcolare questa prestazione e che liquiderà quindi la prestazione economica. Chiaro. E invece non ci sono neanche più detrazioni fiscali per i figli? No, le detrazioni fiscali per figli a carico non ci sono più, per figli fino a 21 anni. Cioè, quindi le detrazioni che venivano date perché c'erano detrazioni per figli a carico e c'erano degli importi prestabiliti. Poi c'erano detrazioni per famiglie numerose quando si superava i 4 figli ed era un importo anche alto perché c'era un importo di 1.200 euro. Poi c'erano delle ulteriori detrazioni che venivano date se si avevano figli minori che erano disabili. Le detrazioni quindi per figli minori di 21 anni a carico, quindi che hanno redditi, ribadisco, inferiori ai 4.000 euro, non saranno più erogate attraverso il datore di lavoro e quindi conteggiate in busta paga e quindi le detrazioni mi andranno ad abbattere quello che è la mia imposta lorda, perché saranno nell'AUF, nel considerare questi 175 euro mensili per ogni figlio, massimo, che abbiamo visto mensili, si è tenuto conto di tante cose e si sono andate a togliere tutti quei contributi e detrazioni che prima erano legate ai figli. Quindi hanno ricompreso in un unico assegno tutte quelle che erano bonus e detrazioni legate ai figli minori a carico. Chiaro. Restano comunque le possibilità di detrazioni per i figli, le palestre, piscine, abbonamenti, tutte queste cose qui, è possibile oppure no? Sì, tutte queste cose sono rimaste e quindi quelle poi sono detrazioni fiscali che andremo a recuperare presentando la dichiarazione dei redditi e quelle non le hanno toccate. Hanno toccato solo le detrazioni per figli a carico,
Per esempio, se una famiglia ha un figlio che ha 22 anni, non è che a carico, perché un figlio che non ha reddito è sempre considerato a carico anche se ne ha 50, Ah se sì? non è sposato e Ah, vive con i genitori è sempre considerato a ok. carico e quindi può beneficiare comunque della detrazione, perché per i figli che hanno più di 21 anni la detrazione è rimasta così come era nel passato. Ovvero di quanto? Quanto è previsto? Mi pare che siano, anche lì varia al variare Del di qual è reddito, l'importo del chiaro. reddito, ma c'è un minimo di 460 euro. Quando parliamo sempre di anno, non Sì, sì, di sì, certo, mese. certo. Anche Però qui queste sono rimaste. con l'ISEE è sempre da presentare oppure no? Per cui questo ISEE devono farlo comunque Eh, anche i genitori che hanno figli maggiorenni superiori ai 21 No, anni? no, 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 non è legato all'ISEE, è legato solo al reddito, quindi le detrazioni ti vengono riconosciute in base al tuo reddito. Non è legato non Per è legato all'ISEE. per entrambi i genitori? Per entrambi i genitori, poi saranno i genitori che decidono se recuperare 50 e 50 di questa detrazione, solitamente il 50 e 50. Potrebbe anche essere un genitore, potrebbe richiedere il 100%, ma allora lo può fare solo chi ha il reddito maggiore Ah, chiaro. e non chi ha il reddito minore. Comunque nelle detrazioni è una detrazione, non sono cifre che arrivano dall'INPS invece, mentre per No, no, l'assegno. no, non arrivano dall'INPS. Quindi sostanzialmente tutto invariato per i figli superiori ai 21 anni che restano comunque in famiglia, sono sempre figli a carico finché sono in famiglia e finché non hanno un reddito proprio, insomma, sostanzialmente. Certo, ha una cosa importante, perché perché venga riconosciuto questo AUF ai figli minori, i figli devono essere residenti in Italia, Ah, quindi ok, non devono essere residenti all'estero. E anche chi presenta la domanda deve essere o residente nel territorio, deve essere un cittadino italiano o residente nel territorio italiano da più di chiaro. 2 anni, deve avere il permesso di cittadinanza o deve essere della comunità europea. Sì, chiaro. Ma questo lo dico perché se l'hanno già chiesto, perché ci sono tante persone che non sono ovviamente, che non hanno i figli in Italia, Ma che non, sono non possono residenti ottenere. all'estero, perché hanno ancora i coniugi all'estero, parliamo di tutte le persone che vengono in Italia solo per lavoro e che prima beneficiavano della detrazione per carico di famiglia, questi non possono richiedere l'AUF, Chiaro, perfetto, allora, i figli che hanno certo, era bene all'estero. precisarlo. Sandra Rodella, grazie mille delle sue spiegazioni, Grazie a chiarissima come voi. sempre. Ringraziamo CGIL Nord-Est di questo contributo. Voi come sempre questa puntata, questo stralcio lo potete vedere nel nostro sito internet, nelle pagine dedicate allo SPI CGIL Informa, in questo caso è il CAF CGIL Informa, e noi ci rivediamo dopo la pubblicità perché la nostra trasmissione continua. A tra poco.